Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ancora sangue sulle strade siciliane. A Bagheria perde la vita un ciclista investito da un camion. Nel Catanese morto un motociclista. Resta alta la tensione all'interno del carcere di Enna. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto ed è finito in ospedale. A Palermo un dirigente medico dell'ASP respinge la richiesta di una sedia elettrica per la mancanza di un documento e viene accoltellato. Pedopornografia online, 7 arresti e 30 indagati in una inchiesta condotta dalla Procura di Catania, perquisizioni in 17 città. Rientra l'emergenza nell'aeroporto di Catania, adesso è tempo di bilanci, sono 100.000 i passeggeri rimasti a terra e si apre il capitolo dei rimborsi. A Catania si spara ancora. Nella notte colpi di pistola contro un appartamento di un pregiudicato nel quartiere San Leone. E sempre a Catania, dopo i PCD, di nuovo murales a San Cristoforo, si intitola L'estasi di Agata. Nel quartiere inaugurato anche un campo da calcio. Calcio, il Catania accelera sul mercato. Domani alle 12 la presentazione del direttore sportivo Fortunato Barrani. Ancora buonasera, apriamo il nostro TG con la cronaca. Un uomo è morto travolto da un camion davanti a un autobar di Bagheria a Catania. Per un motociclista è stata fatale la perdita del controllo della sua moto. Il servizio di Manlio Viola. Un altro ciclista investito e ucciso sulle strade del Palermitano. È successo a Bagheria, nei pressi dello svincolo dell'autostrada, di fronte al notobar di Iva. La vittima si chiamava Ignazio Tomasello e aveva 84 anni. L'uomo si è scontrato con un mezzo pesante, è stato sbalzato a terra ed è morto poco dopo l'impatto. Rapido ma inutile l'intervento dell'ambulanza. Il personale del 118 ha tentato una rianimazione, ma si è presto arreso e ha dovuto constatare la morte del malcapitato. La polizia municipale di Bagheria ha fermato il conducente del camion e lo ha accompagnato in ospedale per i controlli sanitari del caso, inclusi i test tossicologici e l'alcol test. Si tratta del secondo incidente mortale che riguarda un ciclista negli ultimi giorni del Palermitano. Una ventina di giorni fa, esattamente al pomeriggio di domenica 21 giugno, a perdere la vita era stata Nicoleta Mirellu Rusu, 41 anni, falciata da un'auto piombata su un gruppo di ciclisti da dietro una curva lungo la strada provinciale che da Monreale porta a Pioppo. Nelle stesse ore della tragedia di Bagheria invece un altro incidente è avvenuto a Catania lungo la strada statale 114, la Orientale Sicula, ed è costato la vita a un motociclista che ha perso autonomamente il controllo del suo mezzo. Dopo la violenta rissa dei giorni scorsi, resta alta la tensione all'interno della casa circondariale di Enna. Nelle ultime ore un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto ed è stato trasportato in ospedale. Un episodio che riaccende inevitabilmente il dibattito sulle condizioni dell'istituto e sulla sicurezza del personale in servizio. Il servizio è di Salvo Calacciura. Non si placa la tensione nel carcere di Enna a pochi giorni dalla rivolta che ha coinvolto oltre 100 detenuti del vecchio padiglione. Oggi un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto di origine straniera durante il servizio. Il poliziotto è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Enna, dove è tuttora ricoverato per approfondimenti diagnostici. L'episodio riaccende l'allarme lanciato dai sindacati. L'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, attraverso il consigliere nazionale Filippo Bellavia, definisce la situazione dell'istituto insostenibile e torna a denunciare la cronica carenza di personale, i turni di servizio sempre più gravosi e la necessità di adottare misure più efficaci per la gestione dei detenuti ritenuti più pericolosi. A Palermo adesso una storia che ha dell'incredibile. Per un documento che mancava un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina negli uffici dell'azienda sanitaria di via Arcoleo. L'aggressore Roberto Rizzo, di 53 anni, adesso è accusato di tentato omicidio. Il servizio di Marco Gulla. Pretendeva la consegna di una carrozzina elettrica per una sua parente, ma la documentazione presentata era incompleta. Al rifiuto del medico ha reagito con violenza. Così Francesco Paolo Sutera, dirigente dell'ASP di Palermo in servizio nel centro di via Arcoleo, è stato accoltellato. Il medico è stato raggiunto da 2 fendenti, uno alla spalla e uno al volto, in prossimità del naso. Soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico, non è in pericolo di vita. Non contento della risposta del nostro dipendente,
praticamente lo ha aggredito prima colpendolo con un coltello al naso e poi il nostro dipendente è uscito nel tentativo di scappare, ovviamente è stato accoltellato sulla spalla sul lato sinistro. Fortunatamente c'erano operatori delle nostre ditte che collaborano con noi, che hanno in qualche modo impedito che fosse compiuto un atto ancora più a rischio per il dipendente. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, momenti di panico all'interno della struttura, con tracce di sangue ancora visibili sul pavimento. Sarebbero state le urla del medico ad attirare l'attenzione delle persone presenti e della guardia giurata, che ha contribuito a fermare l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Alla luce della gravità delle ferite, in particolare di quella riportata al volto, non si esclude che la procura possa contestare all'aggressore l'accusa di tentato omicidio. A Caltanissetta è stato condannato a 11 anni di carcere un uomo per violenza sessuale aggravata sulle 2 figlie. All'epoca dei fatti minorenni avevano 10 anni, gli abusi sono avvenuti tra il 2005 e il 2007. Intanto la Procura di Catania ha disposto una maxi inchiesta per sfruttamento sessuale di minorenni online. Sono 7 gli arresti e 30 gli indagati, perquisizioni in 17 città. Ce ne parla Adelaide Barbagallo. I pedofili smascherati erano studenti, disoccupati, impiegati, professionisti o operai, uomini di ogni età e di diverse estrazioni sociali facevano parte della rete di scambio di video pedopornografici smantellata dalla Polizia Postale di Catania. Un'operazione contro lo sfruttamento sessuale di minori online che ha portato all'arresto di 7 persone, 5 risiedono in provincia di Catania, gli altri 2 in quelle di Frosinone e di Potenza. 30 in tutto gli indagati in 17 città italiane. Sequestrate decine di migliaia di file pedopornografici. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati in perquisizioni personali e informatiche in Sicilia, a Catania e ad Enna. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. L'identificazione degli utenti che scambiavano le immagini e i video, sottolinea la Procura di Catania, ha richiesto un lungo lavoro di approfondimento e di riscontri investigativi, anche con acquisizioni di dati all'estero disposti dalla magistratura etnea. Adesso cambiamo argomento. Nel corso della seduta di oggi l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il DDL Stralcio, il numero 3, che contiene l'emendamento presentato dal governo sul caro voli, un emendamento con il quale è possibile il mantenimento degli sconti per i residenti in Sicilia sulle tratte da e per Roma e Milano, quindi proseguono gli sconti per i residenti in Sicilia. E conclusa l'eruzione dell'Etna, sono tornati regolari i voli da Catania. Adesso si fa il bilancio sull'emergenza Cenere che ha travolto tutti gli scali siciliani. 100.000 i passeggeri rimasti a terra e adesso si apre il capitolo dei rimborsi. Ce ne parla Lorena Dolci. L'Etna non sbuffa più. L'indicatore dell'eruzione, il tremore vulcanico, è crollato. Sparito il pennacchio di cenere nel cielo di Catania, tornano a sfrecciare i voli carichi di turisti e vacanzieri. Ma il bilancio dei 3 giorni di blocco, da domenica sera alla tarda mattinata di ieri, è pesante. In totale sono 638 i voli cancellati o dirottati tra partenze e arrivi, di cui 168 dirottati, 470 cancellati, oltre 100.000 i passeggeri che hanno subito cancellazioni o variazioni. L'ennesima emergenza Cenere per l'aeroporto di Catania, ma che travolge gli altri scali siciliani. Dei dirottamenti, 66 sono finiti a Comiso, il resto negli aeroporti di Trapani, Birgi e Palermo. Quest'ultimo fa sapere di avere retto l'ondata. Nel frattempo sono partite le speculazioni. Ecco che i prezzi dei voli per Roma sono nuovamente schizzati alle stelle, sottolinea il segretario del PD Barbagallo, che ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dei trasporti Matteo Salvini. Per i passeggeri rimasti a terra nessuna speranza di indennizzo. L'eruzione rientra infatti tra le cause di forza maggiore. La compagnia ha però l'obbligo di offrire un volo alternativo, la riprotezione, o di rimborsare il prezzo del biglietto. Resta il fatto che l'equivalente degli abitanti di un comune ha fatto i conti con l'attività del vulcano, portando queste istantanee come ricordo di una vacanza. Qui siamo a Birgi lunedì notte, quando 1 migliaio di turisti sono rimasti bloccati. Un caso limite su cui l'Associazione dei consumatori ADOC vuole dare battaglia a Ryanair.
E a proposito di Etna, l'enorme pennacchio di anidride solforosa prodotto proprio dall'eruzione del 7 luglio, trasportato dai venti, ha attraversato il Mar Mediterraneo fino a raggiungere il Nord Africa. L'immagine che state vedendo, pubblicata dalla piattaforma ADAM, significa Advanced Geospatial Data Management, è stata catturata dal satellite Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea, quindi dell'ESA e della Commissione Europea. È davvero impressionante questa immagine. Restiamo a Catania, perché torniamo alla cronaca, perché intanto a Catania si torna a sparare. Nella notte colpi di pistola hanno preso di mira l'appartamento di un pregiudicato nel quartiere San Leone. Ce ne parla Eva Spampinato. Ancora una notte rotta dai colpi di pistola nei quartieri popolari di Catania. Questa volta a essere presa di mira è l'abitazione di un pregiudicato. Siamo nel rione di San Leone, tra via Palermo e Corso Indipendenza. Gli agenti delle volanti e quelli della mobile e della polizia sono intervenuti perché intorno a mezzanotte qualcuno ha centrato una finestra del primo piano di questo palazzo di via Goito all'angolo con via Pisacane. Finestra che questa mattina era serrata dalle tapparelle. In strada gli agenti hanno poi trovato un bossolo di pistola, un episodio sul quale adesso si indaga per capire se sia collegato alle ultime sparatorie avvenute in città appena 24 ore prima. San Cristoforo, San Giovanni Galermo, San Merillo, Picanello, Librino, San Leoni, Lineri sono i quartieri dove la tensione resta più alta. Nell'ultimo anno e mezzo si contano più di 20 sparatorie con centinaia di colpi esplosi e feriti. E si compone la fotografia di una criminalità armata, anche giovanissima, con meno omicidi eccellenti, ma più azioni dimostrative, intimidazioni e regolamenti di conti legati soprattutto al controllo delle piazze di spaccio. Spari in aria, raffiche contro abitazioni, attività commerciali, incursioni scooter, segnali di una competizione sempre più aggressiva tra gruppi criminali che cercano di riaffermare il proprio controllo sul territorio. Nonostante le tantissime iniziative civiche e la pressione delle forze dell'ordine tra blitz continui e arresti, il fenomeno è tutt'altro che esaurito. E a proposito di criminalità, a Palermo gli imprenditori cittadini si ribellano al pizzo con nuove cartoline contro i boss scarcerati. A Carini, incontro con l'assessore alle attività produttive di Tamaio, è andato per noi Marco Gulla. Ieri centinaia di cartoline adesive rivolte ai boss scarcerati erano apparse a Palermo nel quartiere Uditore Passo di Rigano, oggi invece a San Lorenzo, Roccaforte, del mandamento del clan mafioso dei Lo Piccolo, sempre con la stessa scritta. Ai boss condannati per mafia e scarcerati, bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia, se proverete a chiedere il pizzo, noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere. Una ribellione verso il racket da parte di imprenditori e cittadini. E proprio di intimidazioni e pizzo si è parlato in occasione di un incontro al Consiglio Comunale di Carini, convocato su iniziativa dall'assessore regionale attività produttive di Tamaio. Al centro del confronto le forti preoccupazioni causate dai recenti episodi intimidatori che hanno colpito alcune realtà produttive, tra cui l'azienda di Tommaso Dragotto. La battaglia contro la criminalità organizzata è anche una politica di sviluppo economico. Chi viene in Sicilia oggi non deve avere preoccupazioni che ci può essere qualcuno che possa essere oggetto di intimidazione, soprattutto visto che viviamo un momento di grande attrazione dal punto di vista commerciale, dobbiamo continuare senza limite alcuno. Tragedia a Comiso, nel Ragusano. Un uomo ha aggredito la madre e subito dopo si è lanciato nel vuoto di un cortile all'interno dell'abitazione. È stato trasportato in ospedale ma è morto poche ore dopo. La donna è in prognosi riservata. Il servizio di Veronica Barbarino. Una furia improvvisa, l'aggressione alla madre e pochi istanti dopo il gesto estremo. Si è consumata così una tragedia familiare a Comiso, nel Ragusano, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essersi lanciato nel vuoto dall'abitazione in cui viveva con la madre. Intervenuta la polizia, secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe colpito la donna all'interno dell'abitazione, dove gli investigatori hanno trovato evidenti tracce di sangue. Subito dopo si sarebbe diretto verso la porta finestra e si sarebbe gettato all'interno di un cavedio. La caduta è stata parzialmente attutita dal balcone di un appartamento sottostante, ma l'impatto gli ha provocato gravissime lesioni anche agli organi interni. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo. La madre è gravemente ferita e ora in prognosi riservata. Una tragedia annunciata. L'uomo soffriva infatti di gravi disturbi psichiatrici che in passato avevano reso necessario anche il ricovero in strutture specializzate.
Adesso parliamo di due tragici incidenti sul lavoro in Sicilia, a Belmonte e Mezzagno. Nel Palermitano un uomo è precipitato da una impalcatura di 9 metri mentre faceva lavori di ristrutturazione nella propria abitazione. È gravissimo. Ad Agrigento ancora oggetto di inchiesta la morte di Gerlando Brucceri, deceduto nel cantiere del viadotto Morandi. Il servizio di Davide Sarto. E ancora avvolta del mistero la morte di Gerlando Brucceri, il 53enne agrigentino deceduto nel cantiere del viadotto Morandi, il ponte che collega Agrigento a Porto Empedocle. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla tragedia. Sarà l'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore a stabilire le cause del decesso e a chiarire cosa sia realmente accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio, presenti anche i carabinieri, i vigili del fuoco ed il medico legale. Dopo il recupero della salma, il cantiere è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. I primi rilievi alimentano i dubbi sulla dinamica. Gerlando Brucceri presenterebbe infatti fratture al cranio e il suo corpo sarebbe stato trovato in una posizione ritenuta incompatibile con una semplice caduta da un'altezza di circa 3 metri. L'ipotesi iniziale di un malore improvviso perde quindi consistenza, mentre prende sempre più corpo quella di un incidente sul lavoro. Saranno adesso gli accertamenti tecnici e soprattutto l'esame autoptico a cercare di dare risposte e fare piena luce sulla tragedia che al momento resta ancora tutta da chiarire. Adesso andiamo a Catania, dai Picciriddi all'estasi di Agata, l'arte fa rinascere San Cristoforo, e il quartiere Angeli Custodi. È stato inaugurato anche un campo da calcio. Ce ne parla Tonino De Mana. San Cristoforo e gli angeli custodi rinascono attraverso l'arte, la bellezza e la memoria che diventano responsabilità. Dal murales dedicato a Giovanni, Riccardo, Lorenzo e Benedetto, detti i Picciriddi, assassinati per mano di Santa Paola nel 1976 in via Gramignani, all'estasi di Agata, opera realizzata tra le vie Madonna dell'Aiuto e Naumachia. Quest'angolo poco tempo fa era adibito a discarica sotto lo sguardo indignato dei turisti. Per noi è importantissimo che ovunque ci sia la nostra Sant'Agata, qui è rappresentata l'estasi di Agata, e riuscire a togliere spazi per rifiuti, per qualsiasi cosa di questo tipo è fondamentale per tutta la città. Una rete di solidarietà ha permesso la realizzazione del murales con i consiglieri di municipalità che si sono autotassati. Il primo municipio si è autotassato per poter realizzare quest'opera, appunto per regalare questo segno di civiltà al centro storico. E il sindaco Enrico Trantino ha dato il calcio d'inizio ed inaugurato il campetto di calcio in largo Don Puglisi, opera inserita nel piano nazionale di interventi di riqualificazione sociale destinato ai territori ad alta vulnerabilità, cosiddetto decreto Caivano. Da qui deve partire il progetto di rilancio, perché quel che ha detto quel bambino, dobbiamo custodirlo noi, deve essere anche l'imperativo per i cittadini di San Cristoforo rispetto a tutte le strade del quartiere, rispetto a questo quartiere che ha delle potenzialità meravigliose. Un calcio alla dispersione e tanta voglia di divertirsi. Sei pronto a segnare in questo campetto? Ovvio. Quanti gol vorrei fare? 2-3. Davanti alle sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, su tutto il territorio nazionale, il Movimento Precario Uniti CNR ha manifestato con una serie di flash mob dal titolo "La precarietà uccide la ricerca". Tutto per denunciare la situazione del precariato nel più grande ente pubblico di ricerca italiano e richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire continuità alla ricerca pubblica. Le iniziative intendono dare voce a migliaia di ricercatori, ricercatrici, tecnologi, tecniche, amministrativi e personale di supporto che da anni assicurano il funzionamento della ricerca italiana attraverso rapporti di lavoro precari. Adesso a Palermo, dove è stato presentato il festino di Santa Rosalia, la patrona che prenderà il via venerdì con una celebrazione che esprime l'identità di una comunità, diventata anche un brano riconosciuto dai turisti. Occasione di rinascita, dice l'arcivescovo Lorefice. Il servizio.
Racconta da 402 anni il legame tra Palermo e la sua patrona, intrecciando tradizione e devozione e nuove forme di spettacolo. Al centro il grande carro firmato dall'archistar Mario Cucinella, che parlerà di emergenza ambientale e sorprenderà i palermitani con una santuzza in 3D e farfalle di luce che fluttuano attorno a un giardino mediterraneo, una sorta di paradiso terrestre. Una festa che intreccia il miracolo della liberazione dalla peste con i mali del nostro tempo. Un senso comunitario della vita, di corresponsabilità, perché possiamo avere una rinascita. Vorrei proprio sottolineare il fatto che c'è bisogno di una rinascita dell'interiorità, una rinascita della coscienza. L'obiettivo dell'amministrazione è quello della inclusione, è quello del superamento delle disuguaglianze. Questa è l'implorazione che la città ancora una volta porta ai piedi di Santa Rosalia. Il festino di Santa Rosalia non è solo un corteo sempre nuovo, ma anche un fitto calendario di appuntamenti dal 10 al 15 luglio, con spettacoli, concerti, rappresentazioni storiche. La festa più amata dai palermitani, ma diventata negli anni attrazione turistica. Per la sua carica di suggestioni coinvolge anche gli stranieri, i visitatori che vengono qui nel periodo appunto di luglio, e oggi diventa il 14 luglio una data che tantissimi mettono in agenda proprio per vivere il festino. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa e rientreremo subito dopo per parlare di calcio. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, anzi del calciomercato, perché il Catania segue il terzino Groppelli del Crotone. Allegretto sarà ancora in rosso-azzurro, mentre Celli ha ricevuto un'offerta dalla Salernitana. Dal 13 luglio, dopo le visite mediche, la prima fase del ritiro al Massimino, il servizio di Sergio Colosi. C'è un altro nome nuovo per la fascia sinistra del Catania. La Salernitana ha offerto un contratto biennale a Celli e il club rossazzurro, dopo Walter Guerra, uomo di Longo prima a Picerno e poi a Crotone, ha richiesto Filippo Groppelli, 22 anni, ex Gian Erminio. Nelle ultime 2 stagioni 44 presenze e un gol a Crotone. Anche su questa trattativa c'è l'ok di Longo, che lo conosce bene. Per il rinnovo contrattuale di Andrea Allegretto è solo questione di ore. Tra le parti c'è l'accordo su tutto. Chi ha salutato città, tifosi e società è il vice di Niclav Betters, che tramite un messaggio social ha espresso gratitudine per gli anni vissuti insieme. Protagonista in Serie D della promozione, ha poi trovato meno spazio in terza serie. Un altro reparto molto attenzionato da Varra e Longo è il centrocampo, che sarà rinnovato anche per le nuove idee di gioco del tecnico rispetto al suo predecessore. A Ditacchio in scadenza è interessato il neopromosso Barletta, in partenza anche Frisen e Di Noia, con Aloi da valutare dopo un lungo infortunio, e Guaini richiesto sul mercato ma vicino alla riconferma. La stima del Catania per Capomaggio è risaputa, anche Gallo e Vinicius sono obiettivi dichiarati dei rossazzurri. C'è da vincere però la resistenza di Salernitana e Crotone. Ci fermiamo, un'altra pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque questa edizione di TG Sicilia finisce qui. Non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.